Lasciamo il calcio, ci trasferiamo adesso negli Stati Uniti, dove nella notte andava in scena l'attesissima finale del Super Bowl, evento che Rai Sport vi ha proposto in diretta e in esclusiva. A Miami per noi c'è l'inviato Valerio Iafrate, sentiamo da lui com'è andata. Come nel più classico dei sogni americani, 4 anni e mezzo dopo la devastazione dell'uragano Katrina, la New Orleans sportiva rinasce attorno ai Saints e festeggia il primo Super Bowl nella storia della Louisiana. Who Dat, il grido dei tifosi dei Saints, acronimo in pieno slang del sud che vuol dire chi riuscirà a fermarci, ha trovato la risposta nella notte di Miami. Nessuno. Nessuno in questa stagione ha mai dato la sensazione di potersi opporre allo strepitoso attacco guidato da Drew Brees, texano trapiantato a New Orleans, fattosi tutt'uno con la città nella quale ha scelto di vivere e che da adesso più che mai è ai suoi piedi, letteralmente. Nessuno, nemmeno gli Indianapolis Colts, guidati da un altro figlio di New Orleans, Peyton Manning, è riuscito a fermare la corsa dei Saints verso il trofeo intitolato a Vince Lombardi. Il risultato finale 34-17 racconta di una partita vissuta pericolosamente dai Saints solo nel primo quarto, finito 10-0 per i Colts, rovesciata totalmente nel secondo tempo dall'attacco guidato da Brees, che ha firmato il touchdown del vantaggio con un passaggio a Shockey quando mancavano 5 minuti e 46 secondi alla fine. La giocata decisiva invece l'ha fatta la difesa, lancio di Manning, intercetto di Porter, ritornato in touchdown dopo 74 yards di corsa e tanti saluti ai Colts. 34-17 finale e la notte di New Orleans è dolce più che mai.